Un saluto a tutti, spero stiate tutti bene. Mi dispiace dover comunicare con voi seguendo questa modalità e non poter interagire direttamente, ma la situazione ce lo impone. Bene, iniziamo. Certo, una pianta non può scappare quando è minacciata, non può arrabbiarsi quando viene maltrattata, non può parlare per chiamare o avvertire specie affini, simili di pericoli imminenti. Non sembra nemmeno stringere amicizie con suoi simili. Ma questo è proprio vero. Se noi andiamo ad osservare una pianta e la studiamo più nel dettaglio, vediamo che questa riesce a mettere in atto una serie di strategie che le consentono di interagire in modo puntuale con l'ambiente circostante. Nel corso dell'evoluzione le piante si sono adattate alle condizioni più avverse, per esempio climatiche o di relazione. Questo adattamento ha riguardato in primo luogo le caratteristiche morfologiche. In questo caso basta pensare a tutte le strutture che alcune piante possiedono come strumenti di difesa, spine e peli urticanti per dissuadere erbivori, peli protettori che proteggono dalle radiazioni luminose più penetranti, per esempio nella stella alpina. I più diversi stratagemmi per catturare insetti, per esempio nelle piante carnivore. Sono molti gli esempi che potremmo fare. Ma forse le strategie di difesa più sofisticate e pericolose sono quelle che non vediamo. Sono tutti quei composti chimici che le piante producono per poter sopravvivere e interagire nell'ambiente circostante. Quali sono questi metaboliti che le piante producono fondamentalmente per difendersi? Innanzitutto dobbiamo fare una distinzione. Le piante producono quelli che vengono definiti metaboliti primari, okay, che sono dei composti ubiquitari e indispensabili per il funzionamento del metabolismo cellulare. Quindi sono dei composti senza i quali la cellula non può vivere. Si tratta di molecole come gli zuccheri, i grassi, le proteine e gli acidi nucleici. Oltre ai metaboliti secondari, però, le cellule primari, scusatemi, le cellule producono quelli che vengono definiti metaboliti secondari. Queste sono molecole che derivano dai metaboliti primari e che generalmente sono piccole, sono a basso peso molecolare. A differenza dei metaboliti primari, queste molecole non sono ubiquitarie, ma sono di solito altamente specifiche o della famiglia o del genere o addirittura della specie. Una cosa da sottolineare è che questi metaboliti non sono necessari allo sviluppo della cellula, ma sono necessari alla sopravvivenza dell'organismo. E le armi chimiche delle piante sono proprio rappresentate dai metaboliti secondari. Il termine secondari ci fa ingiustamente pensare subito ad un qualcosa di non necessario, di importanza marginale, un attributo non molto felice che a rigore non avrebbe mai dovuto essere utilizzato. Si arrivò forse ad una loro definizione concettuale tenendo presente che le irregolarità della loro presenza nelle piante stavano ad indicare la loro non indispensabilità. Pensate che nel corso del tempo i metaboliti secondari sono stati definiti come espressione del metabolismo lussurioso delle piante, un relitto sulla spiaggia metabolica, il parco giochi dell'evoluzione biochimica, e questo solo per fare alcuni esempi.
sono stati indicati sin dal secolo scorso anche come prodotti di escrezione, quindi dei prodotti che la pianta eliminava per eliminare alcuni composti. Ma vi mostro questo metabolite secondario che a me piace tantissimo perché ha una struttura veramente affascinante e molecole di questo tipo ci fanno capire quanto grande sia la fantasia delle piante. Un fitochimico penso che non sarebbe mai riuscito a sintetizzare una molecola come questa. Ma com'è possibile pensare che una pianta possa sintetizzare una molecola così complessa solo per eliminare carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto? È chiaro che è del tutto improbabile. Quindi questi metaboliti secondari devono avere delle funzioni specifiche. Riassumendo, perché secondari? Perché non hanno una funzione diretta nella crescita e nello sviluppo della pianta. Quindi non sono indispensabili come i metaboliti primari. Spesso hanno una distribuzione limitata, quindi non sono ubiquitari. Infatti non sono rari gli esempi di metaboliti secondari che noi troviamo proprio solo in una pianta. La vinblastina e la vincristina, per esempio, sono due alcaloidi che noi troviamo solo in Catharanthus roseus, solo in una specie. Di solito questi metaboliti sono sintetizzati a partire da intermedi, piccole molecole che derivano a loro volta dai metaboliti primari, quindi secondari proprio per questa derivazione da un composto primario. Di solito sono presenti nella pianta a basse concentrazioni e o solo in alcuni momenti del ciclo vegetativo, a differenza dei metaboliti primari che di solito sono presenti nella pianta in quantità abbastanza elevate. Basta che noi pensiamo agli zuccheri. Ecco, originariamente si riteneva fossero prodotti di scarto, oggi si ritiene svolgano diverse funzioni. Quali funzioni? Fondamentalmente servono per proteggere la pianta nei confronti degli erbivori. Oppure possono essere molto utili alla pianta per inibire patogeni che possono attaccare la pianta stessa come funghi e batteri. Oppure, cosa altrettanto interessante, possono avere la funzione di inibire la crescita di altre piante. Si parla in questo caso di un fenomeno che viene indicato con il termine di allelopatia. Non hanno però solo un ruolo di difesa, ma hanno anche la funzione di interagire con insetti impollinatori e animali che disperdono i semi. Interagire in che modo? Interagire andandoli a richiamare. Hanno quindi un ruolo di tipo vessillare. Alcuni metaboliti secondari hanno inoltre la funzione di proteggere la pianta nei confronti di condizioni, per esempio climatiche e ambientali, che possono essere avverse e possono danneggiare la pianta stessa. Ma quanti sono i metaboliti secondari? Sono tanti. Sul pianeta, pensate, ci sono almeno 250.000 specie di piante superiori, ma di queste solo il 10% è stato finora esplorato dal punto di vista fitochimico. Quindi è immaginabile che l'armamentario chimico delle piante sia molto molto elevato. Comunque vi mostro questa tabella che, se anche non è recentissima, vi dà l'idea del numero di prodotti naturali, in particolare vegetali, che sono stati più o meno isolati fino ad oggi.
vedete che vi salta subito all'occhio che sono stati isolati circa 12.000 alcaloidi, quindi ci troviamo di fronte a un numero molto elevato di metaboliti secondari. Ognuno di questi con una struttura più o meno complessa e con una attività biologica differente. Ecco, le strutture chimiche dei metaboliti secondari sono molto differenti, come si diceva un attimo fa. Questi per caratteristiche strutturali, ma non preoccupatevi, non ho intenzione di entrare specificamente in ambito fitochimico, anche se la fitochimica rappresenta, diciamo, il mio ambito di lavoro e la mia passione. Ecco, come vi dicevo, questi metaboliti sono stati divisi per caratteristiche strutturali fondamentalmente in 3 grandi classi di composti, cioè i composti fenolici, i composti di natura terpenica e gli alcaloidi, insieme a un mix, diciamo, di altri composti che rappresentano i metaboliti secondari minori, se così si possono chiamare. Ecco, nell'ambito di ogni singola classe noi troviamo composti a loro volta strutturalmente molto differenti e dotati di attività biologiche diverse. Come potete vedere, qua ho riportato alcuni composti di natura fenolica e vedete che si passa da composti molto semplici, quale questo, che è l'arbutina, a composti decisamente molto più complessi come la podofillotossina riportata sotto. Ma su queste strutture magari ritorneremo anche dopo. Ecco, un'altra classe di metaboliti secondari molto importante e anche molto ampia è quella dei terpeni. Ecco, i composti proiettati qua sono delle piccole molecole, vedete, questi sono dei monoterpeni e questi dei sesquiterpeni, sono dei composti rispettivamente a 10 e 15 atomi di carbonio. Ecco, sono composti molto importanti perché sono, diciamo, quei composti che vanno a costituire gli oli essenziali, che è una classe di prodotti importante, molto importante sia per le piante, ma anche per noi dal punto di vista terapeutico. Ecco, non ci sono solo monoterpeni e sesquiterpeni, ma noi troviamo tanti altri composti di natura terpenica, quali per esempio gli iridoidi, ecco qua vedete una struttura un po' più complessa, oppure addirittura delle saponine, vedete, che sono molecole costituite da 27 da 30 atomi di carbonio, che hanno appunto strutture molto differenti, che di solito presentano un numero variabile di anelli condensati, per arrivare ai terpeni a più alto peso molecolare, che sono costituiti dai carotenoidi. Ecco, penso che tutti voi li conosciate. Ecco, qua in alto è riportato il beta-carotene, che noi quotidianamente introduciamo con la dieta, e sotto il licopene, che è il colore che conferisce, è il composto che conferisce la colorazione rossa al pomodoro. E per finire con la classe degli alcaloidi, classe molto ampia di composti, si tratta di composti che contengono azoto, e anche qua ne vedete riportate alcune strutture, alcune più semplici come l'atropina, altre decisamente molto complesse come la vinblastina. Dobbiamo quindi pensare alle piante non come ad organismi indifesi e innocui, ma a veri e propri guerrieri in grado di fronteggiare anche le situazioni più difficili. Ogni pianta con un suo particolare armamentario chimico che utilizza per scopi diversi, ma in primo luogo per difesa. Ma vediamo alcuni esempi. Di esempi se ne potrebbero fare tanti, però ne ho scelto qualcuno così forse più caratteristico. Vediamo, diciamo, la prima funzione di questi metaboliti: proteggere la pianta nei confronti degli erbivori. Ecco, mi piace utilizzare come esempio quello dei glicosidi cianogenetici. Ecco, si tratta di composti che contengono un gruppo nitrilico, il gruppo
appunto CN e un residuo zuccherino. I glicosidi cianogenetici possono presentare strutture chimiche diverse, come potete vedere dagli esempi che sono riportati qua a destra, ma tutti appunto sono accomunati dalla presenza di questi due elementi strutturali, cioè da uno zucchero e da un gruppo nitrilico. Quando questi composti vengono a contatto con uno specifico enzima, una glucosidasi generalmente, che è un enzima in grado di staccare il residuo zuccherino dalla molecola, questi composti che cosa rilasciano? Rilasciano acido cianidrico, un composto che, come ben sapete, è dotato, possiede un'elevata tossicità ed è responsabile di avvelenamenti. Ecco, in ambito, per quanto ci riguarda, è responsabile di avvelenamenti soprattutto in età pediatrica, perché i bambini sono i più sensibili anche a quantità molto piccole di acido cianidrico. Ecco quindi che abbiamo questi composti prodotti dalla pianta che nel momento in cui vengono a contatto con l'enzima rilasciano un composto tossico. Ecco, per le cellule, cioè le cellule vegetali, non possono rischiare di andare incontro a fenomeni di autotossicità. Quindi ricorrono alla compartimentazione in cellule diverse di enzima e composto. Cioè, quando un erbivoro lacera le cellule, enzima e substrato vengono a contatto e il gioco è fatto. Quindi le piante hanno utilizzato proprio questa strategia, cioè la compartimentazione in cellule diverse del composto potenzialmente tossico e dell'enzima che lo rende tossico. Le mandorle amare sono l'esempio caratteristico. Infatti dalle mandorle amare è stato isolato amigdalina, che è stato proprio il primo glucoside cianogenetico ad essere isolato. Ecco, sono numerosi i riferimenti letterari che riportano avvelenamenti da cianuro, che appunto ha questo odore e sapore di mandorla. Ecco, avvelenamenti che di solito sono opportunamente mascherati da alimenti a base di mandorle come le famose madeleine. Un esempio di pianta estremamente tossica che tutti voi sicuramente conoscerete è la cicuta maggiore, la cicuta di Socrate, che produce un alcaloide piperidinico, come potete vedere molto semplice, a basso peso molecolare, ma estremamente tossico, che ritroviamo in tutti gli organi della pianta, ma in particolare nei frutti. I frutti sono la parte della pianta che sono più ricchi in coneina, questo alcaloide tossico. Ecco, questo è un composto, un metabolita secondario dotato di elevata tossicità. Ecco, i primi sintomi che induce sono secchezza delle fauci, seguita da nausea, midriasi, paralisi muscolare per blocco delle sinapsi neuromuscolari e quindi morte per arresto respiratorio e asfissia. Un altro esempio di diciamo, metaboliti secondari presenti nelle piante ad azione tossica sono gli amminoacidi non proteici. Questi rappresentano un altro esempio di composti che hanno anche un ruolo di difesa, oltre che di riserva di azoto. Una volta si riteneva che fossero degli errori metabolici. In realtà, pensate, sono stati isolati circa 700 amminoacidi non proteici, quindi pare essere abbastanza improbabile che questi siano un errore. Oggi, infatti, è noto che oltre
a rappresentare, come dicevo prima, una fonte di riserva di azoto, possono rappresentare una strategia di difesa nei confronti di fitofagi. Cosa sono questi composti? Si tratta di amminoacidi simili agli amminoacidi che vanno a costituire le proteine, ma dai quali si differenziano per piccole variazioni strutturali. Cosa succede? Succede che il fitofago, che ingerisce la pianta che li contiene, li utilizza per la sintesi delle proteine, che però risultano essere diverse da quelle originali e quindi non funzionali. Se per esempio una proteina è un enzima, questo non funzionerà nella maniera corretta e pertanto l'erbivoro che ha prodotto queste proteine manifesterà tossicità, una tossicità di tipo diverso a seconda dell'enzima che è coinvolto e dell'attività appunto che avrà questo enzima. Ecco, un esempio è dato dalla mimosina che è un amminoacido non proteico che possiamo assimilare alla lisina e che troviamo in diverse specie di mimosa. Ecco, vedete, una pianta così bella che apparentemente potrebbe sembrare innocua, contiene un composto tossico. Ecco, l'intossicazione negli animali che si cibano di queste piante si manifesta con perdita dei peli, nel caso degli umani dei capelli, perdita dell'appetito, di peso, con alterazione della funzionalità tiroidea. La mimosina inibisce la sintesi di proteine e di acidi nucleici. Chi non conosce il sedano, una pianta edibile, decisamente innocua. Quando però la pianta viene attaccata da funghi o batteri, produce in maggiore quantità composti di natura fitoalessinica. Si tratta appunto di fitoalessine, metaboliti secondari che servono per proteggere la pianta. Ecco qua riportate, vediamo due strutture, la struttura di psoralene e la struttura di angelicina, che sono appunto due furocumarine. Ecco, cosa significa fitoalessine? Le fitoalessine sono proprio dei metaboliti secondari che vengono prodotti in seguito ad un insulto esterno e servono per proteggere la pianta. Quindi la pianta normalmente non produce questi composti o li produce in piccola quantità. Nel momento in cui viene attaccata da funghi, ecco che produce in maggiore quantità questi composti che servono appunto per inibire la crescita dei patogeni. Interessante, a mio avviso, è anche l'esempio di Melaleuca alternifoglia, quello che è noto come l'albero del tè o tea tree. L'albero del tè perché gli aborigeni australiani, infatti l'Australia è, diciamo, il paese di origine di questa pianta, utilizzavano le foglie per la preparazione di un infuso che veniva utilizzato per il trattamento di patologie infettive. Ecco, questo infuso veniva utilizzato sia per somministrazione orale che per via topica. Alcuni ricercatori avevano osservato che sotto gli alberi di Melaleuca si formavano strati molto alti di foglie cadute al suolo. Strati che derivavano appunto dalla caduta di foglie per diversi anni e che rimanevano lì e non andavano incontro a marcescenza, come comunemente avviene con le foglie di diversi alberi. Questo perché le foglie contengono un olio essenziale con attività antifungina e antibatterica che le preserva dall'attacco di microrganismi. Ecco, l'olio, il tea tree, è uno degli oli essenziali che attualmente vengono più utilizzati per il trattamento di svariate infezioni a carico, per esempio, della pelle. Ma anche il caro vecchio noce. Quante volte io ho seminato, pur sapendo, l'erba sotto il noce senza vedere inverdire la zona sottostante
la chioma. Ecco, questo è il fenomeno appunto che si chiama allelopatia, cioè l'inibizione della germinazione di semi e dello sviluppo di plantule di specie diverse da parte di una pianta. Ecco, nel caso del noce, il responsabile di questa azione è iuglone, un naftochinone, una piccola molecola che è presente nelle foglie, ma soprattutto nel mallo del frutto, cioè in questa parte che circonda appunto il seme. È la sostanza, tanto per capirci, che imbrunisce le mani quando priviamo il frutto dei tessuti esterni. Anche le piante, come si può vedere da questo esempio, qualche volta si fanno la guerra. Ecco qua un'immagine di alberi di noce. Come potete vedere, sotto questi alberi generalmente l'erba non cresce mai rigogliosa, ed è proprio conseguente al fatto che soprattutto con la pioggia questa sostanza viene dilavata, viene portata al suolo, dove inibisce la germinazione di semi e la crescita di altre piante. Ma fino ad ora abbiamo parlato del ruolo di difesa. Non ci troviamo sempre solo davanti a metaboliti secondari che hanno questo ruolo. Qualche volta i metaboliti secondari assumono un ruolo vessillare. Hanno cioè il compito di attrarre gli insetti e gli animali impollinatori. L'esempio più evidente è quello dei flavonoidi, in particolare degli antociani. Gli antociani sono dei pigmenti colorati in rosso, blu, viola, e sono appunto i responsabili della colorazione di molti fiori e molti frutti. La parola antociano deriva proprio dal greco anthos e chianos, che significa fiore blu. Fiore blu, in questo caso riferito al fiordaliso, dal quale sono stati isolati per la prima volta. Sono numerosissimi gli esempi di fiori e frutti che devono la loro colorazione a questi pigmenti, dai quali spesso deriva il nome triviale dei singoli composti. Per esempio la malvidina, perché è stata isolata per la prima volta dalla malva, la peonidina dalla peonia, la pelargonidina dal pelargonium, cioè dal geranio. E così sono appunto composti, come potete vedere, sempre colorati, con colorazioni molto intense, che variano appunto dal rosso fino ad arrivare al blu, che ritroviamo in fiori e frutti che cioè, incontriamo, diciamo, comunemente ogni giorno. Ma dobbiamo anche aggiungere che oltre a composti colorati come gli antociani, scusatemi, stavo dimenticando questo esempio, le fragole, le ciliegie e la mela, ecco, sono 3 esempi di frutti che appunto devono la loro colorazione proprio a questi composti. Dobbiamo però aggiungere che ci sono anche tanti altri flavonoidi che hanno delle colorazioni diverse, che vanno al crema, al giallo oro, qualche volta sono anche incolori, responsabili della colorazione di fiori e frutti. Alcuni, come vi dicevo prima, ecco, in questo caso nei petali di questo fiore che appare bianco sono presenti dei flavonoidi che sono incolori, ma che, vedete, dagli insetti sono percepiti in modo diverso. Ecco, questo fiore dall'insetto è visto in questo modo, vedete, con un rosso brillante. Oppure guardiamo in questo caso, anche qua abbiamo un fiore che apparentemente è bianco, ma che dall'insetto viene percepito come azzurro e rosso. Vedete, questo è giallo e viene percepito come bianco e rosso. Questi composti hanno generalmente, oltre a un ruolo di tipo vessillare,
hanno anche il compito di assorbire le radiazioni luminose più penetranti che potrebbero danneggiare i tessuti degli organi aerei. Sono numerosi infatti i flavonoidi, e qua come esempio vi ho riportato la quercetina, che hanno appunto questo ruolo. Agiscono molto spesso da copigmenti, vanno a proteggere pigmenti che svolgono ruoli, che hanno ruoli più importanti, e appunto li proteggono dalle radiazioni luminose. Non sempre queste colorazioni sono attribuibili alla presenza di flavonoidi. Nella carota, per esempio, e nelle albicocche, il colore arancione è dato dalla presenza di beta-carotene, un composto molto importante nella nostra dieta perché appunto è il precursore della vitamina A. Beta-carotene, che come si accennava prima è un composto di natura terpenica, in particolare un tetraterpene, oppure il licopene. Vedete, il licopene che è sempre un tetraterpene, un carotenoide, che è il responsabile della colorazione rossa del pomodoro e dell'anguria. Un altro esempio è la vite. Ma la vite che cosa produce oltre ai pigmenti presenti nel frutto, che sono antociani, come abbiamo visto prima? Produce una molecola molto interessante, uno stilbenoide, che è il resveratrolo, che viene prodotto in maggiore quantità quando la pianta è attaccata da funghi o si trova in condizioni di luminosità troppo intense. E questo composto noi lo ritroviamo nel vino, in particolare nel vino rosso, al quale vengono attribuite proprietà benefiche a livello di sistema cardiovascolare, sempre se consumato in quantità moderate. Non è però presente il resveratrolo in tutti in vini rossi, dipende dalle condizioni in cui è stata coltivata la vite. Se questa è stata attaccata da funghi, se questa vive in ambienti molto soleggiati. Ecco una curiosità anche, non tutti i vini contengono resveratrolo perché questo può venire assorbito dalle botti, dal legno delle botti. Ecco, è per questo motivo che nei vini barricati il resveratrolo è presente di solito in piccola quantità perché viene proprio assorbito dal legno delle barrique. E vorrei in qualche modo chiudere questa carrellata di composti facendo riferimento alle molecole volatili, in particolare a quei composti che abbiamo visto prima, monoterpeni e sesquiterpeni, che sono presenti negli oli essenziali. Ecco, queste molecole volatili svolgono ruoli molto importanti sia come molecole di difesa che di segnale. Alcuni terpeni presenti nei fiori e nei frutti, è facilmente intuibile, grazie al loro profumo sono in grado di attrarre impollinatori e animali che disperdono i semi. Ma servono anche, grazie alla loro azione antimicrobica, a difendere la pianta dall'attacco di patogeni e predatori, o addirittura, pensate, ad attirare nemici naturali degli erbivori, questo sia a livello di atmosfera che a livello di rizosfera. Un'altra molecola veramente molto, molto interessante, peraltro piccolissima, vedete l'isoprene, costituito da 5 atomi di carbonio, è un emiterpene, fa parte diciamo di quella classe di terpeni più semplice. Ecco,
svolge proprio un ruolo importante nella fotoprotezione, quindi protegge la pianta dalle radiazioni più penetranti e inoltre conferisce alla pianta diciamo, delle caratteristiche di termoresistenza, è in grado di rendere la pianta termotollerante a diciamo, cambiamenti anche abbastanza drastici di temperatura. Ma finora abbiamo fatto riferimento solo a singole molecole caratteristiche delle diverse piante. La realtà è però diversa. Ogni singola specie produce una miscela di metaboliti, spesso molto complessa, costituita da decine, in alcuni casi, nei casi più semplici, ma qualche volta da centinaia di molecole. Ci troviamo di fronte quindi a un armamentario chimico molto vario che può far fronte alle diverse esigenze e emergenze che diciamo, la pianta si trova ad affrontare. Parliamo quindi di fitocomplesso, cioè un insieme di molecole strutturalmente anche molto differenti le une dalle altre. Ma facciamo un esempio, una pianta che sicuramente tutti conoscono, la camomilla. Che cosa contiene la camomilla? La camomilla contiene un olio essenziale peraltro caratteristico perché ha una colorazione molto bella, è colorato in blu, ecco questa macchia blu che galleggia sull'acqua. Contiene un olio essenziale soprattutto a livello dei fiori tubulosi, che sono questi gialli che vediamo nella parte centrale del capolino. Quindi olio essenziale costituito da composti di natura terpenica, monoterpeni e sesquiterpeni, insieme a dei composti di natura fenolica, in particolare da flavonoidi e da cumarine, insieme a dei composti di natura polisaccharidica. Ecco, pensando alla camomilla più come a una pianta medicinale che non come a una pianta che si sta difendendo da agenti esterni, ecco noi possiamo attribuire a queste sostanze le svariate attività di camomilla, che sono fondamentalmente l'attività antimicrobica, antispastica e antinfiammatoria. Ok, un altro esempio è dato dall'oppio, il lattice prodotto dal Papaver somniferum. Ok, ecco, il lattice di oppio contiene una miscela molto complessa di alcaloidi. Ecco, noi quando pensiamo all'oppio pensiamo subito alla morfina, certo questo è diciamo l'alcaloide principale, forse il più importante, però dobbiamo ricordare che insieme alla morfina è presente la codeina, insieme alla tebaina, che sono dei composti strutturalmente diciamo simili, infatti contengono tutti un nucleo di tipo, una struttura di tipo morfinanico, insieme, scusatemi qua è scivolato su la parola papaverina, insieme alla papaverina che è un altro alcaloide ad attività antispastica che appunto ha una struttura completamente diversa. Ma queste sono solo 4 delle molecole che noi ritroviamo nel lattice di oppio. Insieme agli alcaloidi sono presenti tanti altri composti. Ecco, questi sono solo 2 esempi, ma potrei farvene a centinaia, che ci fanno comprendere come una pianta non si limiti a produrre solo 1 o 2 composti, ma produca molto spesso anche centinaia di metaboliti secondari. Questi 2 esempi ci consentono quindi di fare ulteriori considerazioni, se mi consentite, sull'importanza dei metaboliti secondari per l'essere umano.
tanto per citare una frase di Amleto, che dice: non c'è nulla che sia buono o cattivo, ma è fondamentalmente il pensiero che lo rende tale. Ecco, il ruolo biologico dei metaboliti secondari rende molti di questi metaboliti secondari interessanti agenti terapeutici. Infatti, i composti che la pianta utilizza, per esempio, per difendersi da funghi e da batteri, noi riusciamo a sfruttarli nella pratica terapeutica proprio come agenti antifungini e antibatterici. E così per tante altre attività. Ma vorrei riprendere le strutture che vi ho mostrato prima per farvi vedere come questi composti trovino tutti un'applicazione in ambito terapeutico. Vedete, vi faccio solo qualche esempio perché non voglio annoiarvi troppo. Questa semplicissima molecola che è l'arbutina ha un'azione antisettica delle vie urinarie. Ecco, è presente nell'uva orsina. Ecco, questa molecola, che è un cava-lattone, ha un'azione ansolitica, è presente nel cava-cava. Ecco, questa molecola, che è la podofillotossina, ha un'azione citotossica, viene utilizzata per via locale per il trattamento di neoplasie a livello cutaneo. Questa molecola, che è la silibina, è una molecola epatoprotettiva. Vi faccio quest'ultimo esempio: questo è un antrachinone e ha un'azione lassativa purgante. Ecco, come potete vedere, strutture diverse, attività molto differenti. Per passare al mondo dei terpeni, ecco qua, monoterpeni e sesquiterpeni, come vi dicevo prima, che vanno a costituire gli oli essenziali, hanno fondamentalmente un'azione antimicrobica, antispastica, secretolitica, sedativa qualche volta. Ecco qua l'iridoide, come vi dicevo prima, questo è un valepotriato presente nella valeriana e ha un'azione miorilassante. Questa è una saponina lescina che troviamo nei semi dell'ipocastano e ha un'azione antinfiammatoria e antiessudativa. Vabbè, beta-carotene e licopene, ne abbiamo già parlato prima. Per arrivare agli alcaloidi, atropina, azione midriatica e cicloplegica, la papaverina spasmolitica, la vimblastina antitumorale, la tubocurarina, che è un composto che dà blocco neuromuscolare e paralisi muscolare. Ecco qua, vedete il tassolo, la molecola che vi ho fatto vedere all'inizio, è un importantissimo antitumorale utilizzato nella pratica clinica, estratta dal Taxus, da una specie del genere Taxus. Ecco qua riportato il Taxus baccata, definito anche albero della morte, quindi una sostanza che può essere utilizzata dalla pianta come per difesa nei confronti degli animali o di agenti esterni. Ecco che noi riusciamo ad utilizzarla nella pratica clinica proprio per la sua azione antiproliferativa. Ecco, un altro esempio importantissimo è quello della vimblastina e della vincrestina, che sono due alcaloidi bisindolici attualmente utilizzati come antitumorali ed estratti, come vi dicevo prima, da Catranthus roseus. Ma insieme a metaboliti secondari utilizzati diciamo come singole molecole, noi troviamo anche gli estratti. Molto spesso noi utilizziamo l'estratto, il fito complesso della pianta, un estratto che può essere un estratto liquido, un estratto fluido oppure un estratto secco, che ritroviamo in numerosi farmaci utilizzati appunto come agenti terapeutici. Ecco, vabbè,
esempio della valeriana, dell'estratto di mirtillo, dell'estratto di cardomariano, utilizzati proprio per l'azione sedativa e antispastica, come capillaro protettore e come epatoprotettore. Ecco, i metaboliti secondari, un'ultima considerazione, ecco, sono tutte molecole prodotte in piccola quantità dalla pianta. Si definiscono infatti prodotti a basso volume e ad alto valore. Come si può facilmente dedurre, le piante, oltre ad essere indispensabili per la vita su questo pianeta, rappresentano anche una fonte quasi inesauribile di molecole veramente preziose anche in ambito terapeutico. Ecco, io avrei concluso, vi ringrazio per avermi così sopportato fino alla fine. Ok, io vi ho dato solo qualche spunto, mi rendo conto che forse sì, è un po' difficile affrontare diciamo una materia come quella della fitochimica così a distanza, senza poter interagire. Comunque io sono assolutamente disponibile a fare una chiacchierata con voi, se qualcuno di voi sente l'esigenza di approfondire alcuni argomenti. In questo periodo in cui siamo tutti lontani, in realtà riusciamo a metterci in contatto l'uno con l'altro molto facilmente via Zoom, e quindi basta che mi mandiate una mail, c'è la mia mail nella prima slide, mi mandate una mail e ci colleghiamo. Io sono assolutamente disponibile a fare una chiacchierata con voi. Ok, buona continuazione, vi auguro una buona salute. Arrivederci.